Quest'anno abbiamo dimensioni molto più ridotte, abbiamo circa un 10% rispetto a quella numerosità del 2022, pur avendo alcuni casi anche gravi non abbiamo avuto situazioni di fortissima pressione. Ecco, abbiamo avuto però dei casi molto particolari, per esempio ricordo che per la prima volta abbiamo avuto un bambino, una bambina per precisione molto piccola di 3 anni, che poi è stata bene, completamente ripresa, ma che ha avuto una sindrome neurologica legata a questi virus che sono quelli trasportati che si chiamano arbovirosi. Meno di una trentina i casi di West Nile registrati nel Padovano quest'estate, numeri contenuti rispetto a quella del 2022, quando furono più di 200 i casi con forme gravi, alcuni casi di dengue e uno di chikungunya, tutti di importazione e non autoctoni nel Padovano. Importante in questi casi è la disinfestazione per evitare epidemie come quella registrata nel Veronese, dove i casi di chikungunya sono al momento 50. Sono due le azioni principali. Una è quella che sta facendo la sanità pubblica con i comuni e con le ditte di disinfestazione, cioè appena viene fuori un caso, intorno a 300 metri della residenza andare immediatamente a intervenire, in maniera da ridurre il numero delle zanzare potenzialmente infette e ridurre la possibilità di trasmissione. L'altro è proteggersi in maniera individuale. Importante è anche la prevenzione personale, continua l'esperto dell'USL Sayugane, usando repellenti per evitare di essere punti da zanzare e papataci, vettori di questi virus che in alcuni casi, soprattutto nei soggetti fragili, possono degenerare in forme gravi. Virus che con l'estate dovrebbero sparire, lasciando però spazio all'influenza stagionale. Per questo, con l'inizio di ottobre è già tutto pronto per avviare la campagna vaccinale. Ci vuole un po' di tempo perché l'immunità prodotta dalla vaccinazione sia presente. Ecco, ci vuole un paio di settimane, quindi partire al 1° di ottobre e poi procedere con le vaccinazioni nel mese di ottobre e novembre principalmente è un periodo appropriato. Stiamo effettuando la distribuzione dei vaccini, per la provincia di Padova sono più di 180.000.